oggi al debutto in Italia praticamente il team è una garanzia, però sì, non c'è tanto, ecco, diciamo, quindi si può provare questa main. Vanno comunque i cavalli, Luigi. Bene, grazie anche a te, buona serata. Settima e conclusiva corsa dal Savio, ritirato Vasco Rossi, sono in 8 al via, Vanda La Guapa, Visipan, Ulrica Meni, Vancouver Ongi, Main, Winner Best in prima fila, Very Much MMG e Vassallo in seconda, debutto di Main in Italia, tedesca di Holger Elert e Roberto Vecchione, in partenza veloci Vanda La Guapa e Ulrica Meni che si avvantaggia, parte molto bene dalla seconda fila Vassallo che cerca di inserirsi in seconda posizione in corda, intanto Vanda La Guapa in vantaggio, viene attaccata da Ulrica Meni che insiste nella sua progressione, attacca e passa a condurre in poco più di 200 metri, 14,3 la spesa, seconda posizione per Vanda La Guapa, poi Vassallo, all'esterno cerca di ingambarsi ora Main che sopravanza Vancouver Ongi e intanto se ne vanno via i primi 400 metri di gara con Ulrica Meni leader nei confronti di Vanda La Guapa, Vassallo che anticipa Main, 28,9 i primi 400 con Ulrica Meni leader, Vassallo che ha spostato in anticipo, Main che segue, poi Vanda La Guapa sempre alla corda, seguita da Vancouver Ongi, più indietro Winner Best. Intanto 44,8 il passaggio ai 600 con Ulrica Meni che continua a guidare nei confronti di Vanda La Guapa, all'esterno Vassallo. Anche Main si propone anticipando Vancouver Ongi che ha spostato per un attimo all'esterno, poi torna sotto. Intanto 59,2 il passaggio agli 800, si viaggia su ritmi numero 8 Very Much MMG squalificato buoni. Il chilometro 1,14,1 con Ulrica Meni sempre leader, Vassallo che si impegna all'esterno, Vanda La Guapa che cerca di mantenere il contatto, Main che va in terza ruota a 500 dalla conclusione, cala Vassallo mentre Ulrica Meni allunga. Main si impegna per superare Vassallo a 400 dalla conclusione, in terza posizione rimane Vanda La Guapa, poi anche lungo la corda Winner Best, ha spostato invece in terza ruota Vancouver Ongi, siamo in retta d'arrivo con Ulrica Meni in vantaggio, insiste all'esterno Main, Ulrica Meni però mantiene ancora vantaggio su Main che ci prova nuovamente nel finale, battute conclusive con Main che sul palo probabilmente stampa Ulrica Meni con un 29,7 a chiudere, 1,13,5 da rivedere questo arrivo, ma l'impressione è che Main e Roberto Vecchione siano riusciti a passare proprio sul filo. Un arrivo strettissimo sicuramente con due cavalli a velocità diversa, Ulrica Meni che cala un po' in fondo e Main invece che si ingamba bene ai 100 finali e sul palo dovrebbe essere passata al debutto Main Roberto Vecchione. Andiamo a rivedere la retta d'arrivo. In vantaggio ancora una lunghezza abbondante a 80 dal palo, ma Main si avventa, si scaraventa su Ulrica Meni e sul palo, vedete muso a muso, passa Main di precisione e piega Ulrica Meni, 1,13,5, davvero notevole il ragguaglio conclusivo per questa allieva di Holger Elert guidata da Roberto Vecchione. Terzo posto, molto più indietro per Winner Best. Tutto per il convegno di questa sera. Naturalmente aspettiamo anche in questo caso l'arrivo ufficiale. L'appuntamento è per domani sera con il trofeo Anna Maria Grassi riservato ai gentleman.